La squadra locale del SAI Venezia in maglia celeste, guidata da Lucio Rienzi e Raffaele Scantamburlo, è in campo con Giulia Di Natale alzatrice, Vanessa Marangon opposto, Serena Bulegato e Virginia Destro schiacciatrici, Linda Calore e Valentina Peruzzo centrali, Marta Busatto libero. Le ospiti del Meggius Padova in completa divisa nera, allenate da Carlo Chieco, giocano con Carolina Forzan alzatrice, Valentina Facco opposto, Giada Dionese e Francesca Andreolli schiacciatrici, Claudia Fassina e Giorgia Rampazzo centrali, Elena Bergamasco libero. Buon avvio dei due sestetti che mostrano una discreta pallavolo con attacchi tirati a tutto braccio. Le efficaci conclusioni di Bulegato e Destro danno al SAI Venezia un mini break di vantaggio sull'8-6, mantenuto fino a metà set, quando le giovani del Meggius colpiscono con la coppia Facco-Dionese e murano la Marangon, rientrando sull'11 pari. Segue un'appassionante rincorsa punto a punto interrotta dall'ace sul servizio corto di Vanessa Marangon, che riporta avanti il SAI Venezia sul 17-15, ma le ospiti ribaltano la situazione murando la Marangon. Poi sfruttano gli errori dell'incerta ricezione veneziana e le potenti schiacciate di Giada Dionese, allungando sul 24-20. Il contrattacco vincente della Marangon e 2 battute punto della Bulegato cancellano 3 palle set, ma il successivo errore dalla linea dei 9 metri consegna il primo parziale alle padovane. La ripresa inizia in sordina, con molti errori in ricezione e in attacco da ambo le parti. Prive delle centrali De Marchi e Finotto e con l'alzatrice Zennaro reduce dalla labirintite, le locali giocano sotto ritmo, non riuscendo quasi mai ad attaccare dal centro. Le mestrine sbagliano troppo in battuta, agevolando la fuga delle tuttonere, a segno col bell'attacco dell'Andreolli, col perentorio muro della Fassina sulla Marangon e con 2 battute vincenti della stessa Fassina. Il Meggius prende il largo sul 13-8, espandendo facilmente il gap sul 19-11 grazie ai continui errori del SAI Venezia in tutti i fondamentali. Coach Rienzi richiama in panchina Bulegato e Di Natale, al loro posto entrano la banda Bozzetto e l'alzatrice Zennaro. I cambi servono a poco, dato che le locali allungano la serie delle battute sbagliate. La Marangon è l'unica a emergere dal torpore generale. Claudia Fassina e Giada Dionese spingono il Meggius, che conquista il secondo set per 25-20 col diagonale vincente della prestante banda numero 8. Il SAI Venezia riparte con l'alzatrice Roberta Zennaro, mentre la Bulegato va a far coppia in banda con la Bozzetto. Dopo un avvio equilibrato, le mestrine fanno il break, portandosi avanti sul 7-4 grazie all'attacco vincente della Marangon e a un passaggio a vuoto della ricezione del Meggius. Siamo tardi sulla ricezione, l'alzata è fuori dall'asta e ci complichiamo la vita. Adesso giochi lungo linea, non sta a chiudere il colpo, giochiamo mani out, alte, se no gioca diagonale. Il pronto intervento di Carlo Chieco rilancia le tuttonere, a segno con l'ace di Francesca Andreolli e col potente contrattacco dell'ottima Dionese. Le ospiti rientrano sul 7 pari, restando agganciate alle locali in virtù delle azioni vincenti di Giada Dionese e della centrale Claudia Fassina, efficace in attacco, forte a muro, incisiva in battuta. Il SAI Venezia risponde col mani fuori di Roberta Bozzetto, che poi firma anche un servizio vincente. La frazione si sviluppa in equilibrio, le conclusioni di Bulegato e Marangon da un lato, della Dionese dall'altro, hanno la meglio su muro e difesa avversari. Un calo in attacco e un passaggio a vuoto in ricezione penalizzano il Meggius. Le mestrine colpiscono con la Marangon, con un muro e una schiacciata vincente della Bozzetto, portandosi avanti sul 17-14. Le tuttonere perdono lucidità in prima linea, sbagliando più volte con Facco e Dionese. Serena Bulegato invece è impeccabile da posto 4, proiettando sul 24-19 il SAI Venezia, che fa suo il terzo parziale con l'attacco vincente della stessa Bulegato. Rinfrancate dal buon esito del terzo set, le padrone di casa colpiscono subito con la Marangon, ma una serie incredibile di errori in attacco e in battuta favoriscono le padovane, che senza far nulla di straordinario si portano in vantaggio sul 7-4. Anche il Meggius si concede parecchie distrazioni, rilanciando il SAI Venezia sul 7 pari. Il ritmo cala, gli errori si sprecano su entrambi i fronti. Bulegato e Bozzetto tengono a galla le mestrine, che si avvantaggiano sul 13-11 con lo splendido contrattacco di Vanessa Marangon, ma le ragazze di Lucio Rienzi mancano di continuità, sbagliando ancora in ricezione con la Bulegato, sostituita da Virginia Destro. Andreolli e Facco vanno a segno dai lati per il Meggius. La Marangon cancella il mini break riportando le locali sul 16 pari. Segue una fase incerta, coi sestetti a stretto contatto fino al 19 pari, quando le ospiti riconquistano un mini break di vantaggio con la pipe vincente della Dionese e la battuta a punto della Fassina, le migliori in campo insieme alla palleggiatrice Carolina Forzan.
giovanissimo e promettente talento di Casa Mejus. Le tuttonere gestiscono lucidamente il vantaggio colpendo con Dionese e Facco, aggiudicandosi il quarto set e l'incontro con l'attacco vincente di Francesca Andreolli. Nonostante la nostra giovane età abbiamo dato il massimo e abbiamo anche sbagliato poco. Ci sono stati alcuni momenti di imprecisioni comunque, ci siamo però risollevati dopo il terzo set che abbiamo perso, che eravamo in netto svantaggio, e il quarto set l'abbiamo concluso molto bene. Sicuramente un pregio per la nostra squadra, anche se siamo una squadra giovane, siamo comunque molto uniti e cerchiamo di aiutarci essendo appunto ancora abbastanza inesperte. Un difetto magari più tecnico è la ricezione, ma comunque ci stiamo lavorando tutto quest'anno e l'anno prossimo speriamo di arrivare anche alla classifica medio-alta, insomma, anche a posizioni più alte di quest'anno. Ci sono stati troppi errori nei momenti salienti, troppe battute sbagliate e anche le battute giuste non sono state abbastanza efficaci da mettere in difficoltà il gioco delle avversarie. E le ragazze di Padova sono state molto concentrate, molto determinate, hanno un tipo di gioco semplice ma sfruttano bene le loro caratteristiche anche fisiche e ci hanno veramente messo in difficoltà, a partire dalla ricezione che è stata parecchio deficitaria, e poi in difesa abbiamo fatto veramente fatica a tenere i loro attacchi. Al raggiungimento dell'obiettivo salvezza ancora ci crediamo, ogni partita che passa è sempre più difficile, però per fortuna la classifica ancora non è compromessa. Le ragazze anche ci credono, però magari ogni tanto fanno fatica a dimostrarlo. Il problema è che entrano in campo grintose, ma basta poco per buttarle giù. 1 o 2 palle sbagliate, un muro preso e si fa fatica poi a recuperare l'atleta.